Amici di Prima Free, amici di Made in Polesine TV, amici di Radio Diva, da Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Prima puntata di tutto il mondo e paese. Cominciamo naturalmente da un paese che ci sta molto a cuore, la sede dove c'è Radio Diva. Siamo appunto a Portoviro, siamo davanti al municipio. Adesso andiamo a trovare e scovare alcune eccellenze di questa città, che forse è la più in fermento, la più fremente di tutto il Polesine, e andiamo a sentire i cittadini cosa ne pensano. Seguiteci, 20 minuti circa di un programma su Portoviro, eccellenze, abitanti, amministratori, eccetera eccetera eccetera. Ci vediamo dopo. Come descriveresti tu? Da dove sei tu? Mi trovo a Corasone, in provincia di Padova. Da Corasone, quindi tu osservatore esterno. Portoviresi, come potresti descriverli? Persone corrette, serie, per bene, ma mi non posso dire al momento. Mi trovo persone simpatiche, corrette, qualcuno giusto intanto a rompere. E se tu volessi fare un aggettivo secco, sono simpatici, sono eleganti, sono un po', se la tirano un po', secondo te? Beh, dico che se tira un po' va bene, comunque simpatici, dai, chiudiamo qua. Persone simpatiche. Due signori di Badia, conoscete già Portoviro la prima volta? La prima volta che veniamo a Portoviro. Allora, prime impressioni, primo impatto, sai che primo impatto è l'imprinting. Descrivendo Portoviro cosa diresti? Diciamo un bel paesone grande, una cittadina che mi ha un po' impressionato perché è abbastanza grande come paese. Detto da uno di Badia, che voi di Badia, Alto Polesine, non ci guardate di buon occhio, è un buon segno o sbaglio? Non è vero no. Forse dipende anche dalle persone, non so. Comunque grazie, mi fa piacere il vostro giudizio positivo su questo bel paesone. Sì. Dovesse descrivere gli abitanti di Portoviro, cosa direbbe? Un aggettivo, sono bravi, sono simpatici, sono un po' con la puzza al naso. Ma sono curiosi, persone tanto curiose che vogliono sapere un po' di tutto. Anche un po' pettegoli? Oh, soprattutto. Insomma, elegante, bello, è tutto, dai, come lui. Ma quelli di Portoviro un pochino se la tirano? Sì. Sì, chi sa tira, sì. La signora di Portoviro? Allora, è quasi una cacaplanta però. Però, cacaplanta c'è per Portoviro. Allora, lei che viene dalla periferia di questo bellissimo paesello, come vedono quelli di Portoviro, quelli di Cacapello, della Mea, eccetera? Per me tutti bravissimi, stupendi. Parlo di paesani che meravigliosi. Però, dovesse dire un difettin? No, i cammini difetti. Per chi mi assomiglia a me. Descrivimi in un aggettivo secco gli abitanti di Portoviro. Portoviro? Difficile, Ma direi... Sai che stai facendo delle pause alla Craxi? Per quello, ma ci sto pensando perché avrei pensato qualsiasi domanda, ma non a questa. Cittadini. Cioè, come mentalità, hanno più cittadine che altri posti anche più grandi. Non sono di Portoviro, mi dispiace. Però lo conosci il Portoviro? Sì. E quindi tu da osservatrice esterna cosa diresti? Il portovirese è bravo, non bravo? Sì, è bravi. Sono bravi, dai. Ci sono poi tutti, sai. I bravi, non bravi, però... Però è gente che accetta chi viene da fuori. Certo, lei li rispetta. Ma dai, italiano. C'è niente da dire il Portoviro, che scatta ben perché sei qua. Vabbè. Perché c'ho botte. Ma una domanda al volo, ma c'è ancora attrito tra Taglio di Po e Portoviro? Ma no, perché? Ma volevo se ben che è più bella roba che potevano fare. La appena dita adesso, la capura ci fanno un cargo de contarino, no? Perché dice... La voglio ritirarsi, non dica tanto ritiri, l'ha appena dito. Lei che è di Portoviro, però c'è ancora attrito. Guarda che io non sono di Portoviro. Di dov'è? Io sono di Portotoli. Ancora più lontano. Però lei da fuori dice, i portoviresi sono... Per me sono tutti bravi, tutti buoni. Bravi. Normali. Cioè, la normalità cosa vuol dire? Hai trovato i due meno normali. Ciao. Non so. Ma tu hai l'atteggiamento da uomo che sfida il mondo. È un atteggiamento tipico del portovirese?
Cioè, nel senso, rispetto agli altri paesi, taglio di Poro, Solina, eccetera, voi avete un po'... siete più presuntuosi, o sbaglio? Sì. Boh, non lo so. Io non sono d'accordo. E dove sei tu? Sotto a Roma, sinceramente. Sotto Romi, vabbè. Ciao ragazzi. Sono tutti bravi, niente da dire. Tu non sei proprio di Portoviro, dove sei? Io sono rumena, ma abito a Portoviro. E quindi tu che vieni da molto lontano, come hai trovato? È gente tollerante? Sì, molto accoglienti, molto tolleranti, niente da dire. Sei contenta? Sì, io sì. Se uno dice, quelli di Portoviro, che caratteristiche hanno? Sono avari, sono splendidi? Se la tirano un po'? Abbastanza. C'è una definizione però quando uno se la tira un po' da noi si dice un po' smerdon, o no? Abbastanza. È solo che spalmina, come si dice, no. Sono disciplinati qua a Portoviro? Non troppo, anzi c'è da pensare come disciplina anche soprattutto la maleducazione stradale, e questo è da dire. Comunque noi siamo qua più che altro a fare un aiuto alla popolazione qua di Portoviro per l'accattonaggio, per il furto di portafogli. Sì, ce ne sono tantissimi purtroppo, ci sono dei zingari qua che vengono a fare i borseggiatori, no? Noi più che altro aiutiamo la popolazione, diciamo a queste benedette signore che si dimenticano sempre di chiudere la borsetta, tutto qua. Questo qua è il nostro servizio di segnalazione verso alle forze pubbliche e basta. Ma questa è una dimensione di città, nel senso che da noi, io sono del Polesine, non era mai successo che Adria, Portoviro, Taglio di Po avessero il tacchinaggio, il borseggio, eccetera. Invece c'è. Purtroppo c'è, non una volta, più di qualche volta. Noi quel poco che poi riusciamo a fare è di aiutare la popolazione, come stavo dicendo, di aprire un po' gli occhi, tutto qua. Beh, per descrivere la città di Portoviro completa. E gli abitanti fantastici. Tu sei di Portoviro? No. Hai sposato uno di Portoviro? Neanche. E quindi sei entusiasta a prescindere, brava. Ho abitato 5 anni a Portoviro e mi è sempre piaciuta come paese, poi c'è tutto. No, la città è bellissima e la gente è molto brava. Ma di dove sei tu che non hai un accento polesano? Non sono da qua. Di dove sei? Romania. Sai che è già terza persona, quindi ti chiediamo, sono tolleranti con chi viene da fuori a Portoviro? Sì, sono bravissimi. No, disponibili, simpatici. No, non posso dire male. È vero che io sono anch'io dall'altra parte del Po, che sono più tolleranti rispetto agli altri abitanti del Polesine? Sì, è vero? Certo. Anche come i tagliolesi comunque. Che anni ha lei? 80. 80, portati... Sa che Berlusconi ha 80 anni? Sì. Però la vedo più in forma lei. Sì. State facendo un'intervista. Stiamo chiedendo cosa pensano gli abitanti di Portoviro, quelli da fuori, di Portoviro. Lei cosa pensa di Portoviro? Bene, sono nato. Non la cambierebbe con nessun'altra città? No, con nessuno. Era una volta che dicevano che Portoviro era la piccola Monte Carlo, perché giravano macchinoni e tutto. Era un bluff secondo lei o era reale possibilità? Reale, sì? A quel periodo sì. Girano un sacco di soldini? Sì, quel periodo sì. Signori abitano in Piemonte e sono qua penso in vacanza, però erano originari di qua. La domanda, com'è cambiata sta città qua in questi 40 anni penso? Un abisso dai tempi di quando siamo andati via ragazzini. Adesso tutto diverso, è cambiato tutto, molto, molto bello. Però già allora, adesso facendo una qualifica di Portoviro è la città più intraprendente del Basso Polesine. Già quando siete andati via voi era intraprendente così, c'era un po' il fulcro, la città di riferimento per un po' di commercio. A tempi andavamo a ballare a Mille Lucci, che era Contarina, non Portoviro. A Donada e poi dopo non mi ricordo più, perché noi tutti gli anni siamo sempre venuti qui. Sì. Diverso da che gli altri paesi, sì, è sempre stato diverso. Piccolo ristoro della Nebbia, sono qua. Sai che io pensavo tu fossi Paolini, perché ci assomigli un po'. Volevo, ma è meglio così, è meglio così. Tutto bene voi? State bene? Stiamo benissimo, ti chiedevo al volo così, Portoviro, una descrizione veloce, un aggettivo dei portoviresi.
veniteci a trovare, ci conoscerete ed è una cosa splendida. Vi voglio bene tutti quanti.